La seconda escursione la iniziamo partendo sempre dalla casera Casondilanza, prendendo il sentiero 458. Lungo il percorso rimaniamo estasiati da meravigliose fioriture di erioforo, detti anche piumini o pennacchi. Fiori incredibilmente belli che sembrano dei batuffoli di cotone bianchissimo e donano al paesaggio un'atmosfera da fiaba. Percorrendo Sella di Valdolce deviamo per visitare la grotta di Attila, una simpatica insenatura di circa 400 metri, ove la leggenda narra vi sia ancora nascosto il tesoro del condottiero, uno dei sovrani più potenti e spietati della nostra storia. Il sentiero che costeggia la creta è un continuo sale e scendi con pendenze dolci per nulla impegnative, un tratto decisamente spettacolare. Alla nostra sinistra le rocce a strapiombo della creta, mentre alla nostra destra un meraviglioso panorama che si apre sulle Alpi Carniche. Il rientro lo facciamo lungo il 439, dove, accompagnati da meravigliose fioriture, incrociamo prima la casera di Valdogge e poi il torrente di Pontebana. Allora, siamo al termine del giro. Dove siamo stati? Abbiamo fatto l'anello ai piedi della creta di Aip. Veramente, senza di lei io sono perso. Allora, l'abbiamo fatto metà giugno e in questo periodo ci sono le fioriture, è stata un'emozione, un'esperienza incredibile. Adesso vi mandiamo alla cartina tabacco così vi spieghiamo in modo dettagliato il giro che abbiamo fatto, quindi via la carta tabacco. Ciao! Ciao ciao. Bene, in questa ultima parte del video vi spieghiamo i due percorsi fatti. Il primo, il Monte Zermula, se non l'avete visto ve lo metto qui in descrizione. Allora, siamo partiti da Casera Casondilanza, in prossimità del rifugio 8ª Brigata Alpini, edificio giallo, inizia il sentiero 442A. Lo percorriamo tutto fino a Forca di Lanza. Qui svoltiamo a destra lungo il 442, che è un sentiero panoramico che vi permetterà di arrivare in vetta al Zermula. A questo punto noi abbiamo preso questo sentierino qui che vi permetterà di fare il percorso in cresta, nonché chiamato Via delle Trincee, troverete anche un cartello in quota. Un tracciato non difficile ma a cui bisogna prestare un po' di attenzione. Percorrendolo arriviamo qui, il rientro lo si fa a ritroso sul percorso fatto all'andata. Per quanto riguarda invece la creta di Aip, si parte proprio dal rifugio Lanza e imbocchiamo immediatamente il sentiero 458, sentiero del formaggio. Dopo una piccola sosta alla grotta di Attila, imbocchiamo il 403 che sarebbe la traversata carnica, fino al bivio con il 439, sentiero dell'amicizia. Da lì scendiamo fino alla casera. Con questo il video termina, noi vi ringraziamo, ci vediamo alla prossima, zaino in spalla e buone camminate a tutti da Cristina e Gianluca, ciao!